Buonasera, da Sicilia 24 questi titoli del telegiornale. La famiglia italiana morta in Germania, secondo alcuni vicini, avevano segnalato odore di gas. La coppia deceduta, insieme al figlio di 6 anni, avrebbe contattato l'azienda municipale per un controllo a causa dei costi in bolletta improvvisamente lievitati. 2 assalti a bancomat nella notte nel siracusano. A Buccheri hanno agito con un escavatore. A Palazzolo, a Creide, usato esplosivo. È allarme sicurezza nei piccoli comuni. A Palermo un ladro a volto scoperto ruba contanti e un cellulare dopo spaccata. Gelo e neve in Sicilia, imbiancate, a disagi sulle Madonie, sui Nebrodi e nei collegamenti con le Olie, vento e mareggiate su tutta l'isola. Seconda domenica di saldi in Sicilia, mattinata di shopping a Catania con tanti cittadini a caccia di occasioni. Tra i commercianti c'è chi registra un aumento delle vendite e chi lamenta incassi bassi. Catania, con il battesimo del Signore inizia il Giubileo agatino, avviato il pellegrinaggio del Sacro Velo di Sant'Agata. L'arcivescovo Renna richiama sobrietà e responsabilità. Il calcio, il Palermo perde un'occasione, pareggia 1-1 a Mantova. In Serie C il Catania batte 2-0 la Cavese al Massimino e resta imbattuto a reti inviolate in campionato. Decisivi nel finale di Gennaro e Caturano, con Bruzzaniti protagonista assoluto. Il Siracusa esce sconfitto per 1-0 a Monopoli. Ben trovati. La tragedia in Germania, dove ha perso la vita la famiglia siciliana, potrebbe non essere stata solo causata da una semplice fuga di gas. Se verranno confermate le dichiarazioni dei vicini di casa della coppia, potrebbero spuntare delle responsabilità a livello comunale. Laura Spanò. Se le dichiarazioni dei vicini di casa della famiglia di Francesco Liparotto, deceduto assieme alla moglie Nancy e al figlioletto Brian per il crollo della loro abitazione, dovessero essere appurate, quanto accaduto giovedì ad Halmstad in Germania non è più un semplice incidente causato da una fuga di gas, ed è su questo che gli investigatori tedeschi stanno lavorando, sull'accertamento di eventuali responsabilità. Secondo quanto confermato dai vicini della famiglia Liparotto poche ore dopo i fatti a diversi organi di stampa tedeschi, i due coniugi Francesco e Nancy si erano lamentati per un improvviso e inaspettato aumento del consumo di gas e dei costi. In particolare una vicina ha confermato al quotidiano Bild che il 23 dicembre Nancy era andata a casa sua e le aveva raccontato che era sorpresa della sua bolletta del gas così alta, doveva pagare 300 euro al mese, molto di più rispetto a prima. La coppia avrebbe anche contattato l'azienda comunale per notificare di avere sentito odore di gas e sarebbe stato preso anche un appuntamento il giorno prima della tragedia con un tecnico che però non si sarebbe presentato. In questo caso però l'azienda comunale smentisce di aver ricevuto una segnalazione. Alle 5 di giovedì mattina poi l'esplosione, dove hanno perso la vita Francesco Liparotto, 33 anni, la moglie Nancy Garraco di 30 e Brian di 6 anni. I familiari di Francesco, che vivono a Castellammare del Golfo, hanno acconsentito affinché i loro cari vengano sepolti in Germania. 2 colpi in banca nel siracusano, a Palazzolo, a Creide, a Buccheri, 2 comuni della zona montana della città aretusea. Ancora da quantificare il bottino, che comunque dovrebbe aggirarsi intorno a qualche migliaia di euro, mentre i carabinieri indagano. I cittadini chiedono più controlli, ma sentiamo Francesco Aloi. 2 furti in contemporanea, uno a Buccheri, l'altro a Palazzolo a Creide. 2 i colpi portati a segno nei 2 comuni del siracusano. Nel primo è stato usato un escavatore, nel secondo un esplosivo. E adesso qui non si parla d'altro. È successo qua, è successo a Buccheri stanotte, quindi diciamo la zona montana forse andrebbe più controllata di notte. Purtroppo la zona montana siamo lasciati così alle bande. Non siamo talmente sicuri. Il danno più ingente è qui, a Buccheri. L'escavatore non c'è più, ma verso le 3 del mattino è stato usato per sradicare il bancomat. Aveva da tanto tempo che non succedeva qualcosa, quindi hanno movimentato un po' la giornata a Buccheri. I controlli ci sono sempre, ogni tanto capita che non ci sono controlli e capita come questa notte. E sia qui a Buccheri che a Palazzolo oggi non si parla d'altro, tutti chiedono più sicurezza, più controlli, più forze dell'ordine in giro anche la notte.
L'allarme sicurezza infatti non è più limitato alle grandi città. Le bande criminali hanno messo piede anche in borghi come questi. Ai nostri microfoni l'ira dei sindaci. Ci vogliono delle leggi che devono tutelare questi territori che volutamente lo Stato vuole fare spopolare, perché quando avvengono questi episodi la gente va via, se ne va nei centri più controllati, nelle zone più sicure. È necessario incrementare i controlli, avere più forze dell'ordine, più presenza delle forze dell'ordine e più sicurezza, perché così non si può continuare. E adesso andiamo a Palermo, ennesimo furto con spaccata in un noto ristorante della città. Un ladro solitario ha arrecato danni per oltre 1.000 euro per rubare qualche soldo e un telefono cellulare. Amaro lo sfogo del titolare del ristorante che denuncia come in 3 mesi sia il 4º furto nei suoi locali. Manlio Viola. Ennesimo furto con spaccata nella notte ai danni del ristorante Molo Sant'Erasmo a Palermo. Si è trattato di una sorta di furto acrobatico. Un uomo è entrato nel locale calandosi da una palma per poi forzare le porte d'ingresso. Una volta dentro ha rubato il denaro presente nella cassa e il telefono cellulare in uso al ristorante. Oltre al furto in se stesso c'è anche la beffa dei danni provocati dalla spaccata e valutato dal titolare del ristorante in circa 1.000 euro, ben più ingente del valore del furto stesso. Dalle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza e poi pubblicate sui social da Saverio Borgia, che è anche il titolare e gestore dell'esercizio commerciale, si nota che il ladro ha agito a volto scoperto. Amaro lo sfogo dell'esercente. Non c'è da costituire zone rosse o vietare l'ingresso nei locali a soggetti con barba e collane. Serve la sicurezza di base, cosa che in questa città manca, ha detto Borgia. Il titolare dell'esercizio ha presentato regolare denuncia e consegnato agli inquirenti le immagini di videosorveglianza. Sarà l'ennesima denuncia senza nessun risultato, continua nel suo sfogo. Siamo davanti a persone che agiscono sapendo che resteranno impunite. In pochi mesi, fra Molo Sant'Erasmo e altri 2 locali che gestiamo, conclude, abbiamo subito 4 furti. Le indagini sono adesso affidate alla polizia. E dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità si stringono i controlli allo Zen di Palermo, sequestrati dai carabinieri, armi e droga. Orazio Longo. C'era pure una piantagione di marijuana indoor dentro casa, come si vede dalle immagini, con 126 piantine di cannabis coltivate in una stanza adibita a serra. In un appartamento disabitato in via Fausto Coppi, ora posto sotto sequestro a carico di ignoti, vi erano 29 infiorescenze sottoposte a essiccazione con 30 reattori, 28 lampade alogene e poi ventilatori, aeratori e fertilizzanti. I carabinieri di Palermo hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Zen alla ricerca di armi e droga dopo gli ultimi episodi di violenza e criminalità. Grazie al fiuto dei cani antidroga e antiesplosivo, i militari hanno trovato nei padiglioni di via Rocchi Marciano una pistola semiautomatica calibro 8 con matricola a brasa perfettamente funzionante, completa di caricatore con 4 munizioni e altri proiettili calibro 6,36 e 38 special. Rinvenuti anche 50 grammi di marijuana. Nell'ambito dei controlli sono state identificate 249 persone e verificati 185 veicoli. 5 persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti col sequestro di cocaina e hashish. Contestate anche 57 sanzioni al codice della strada per un totale di circa 48.000 euro. L'arma ritrovata sarà inviata ai laboratori del RIS di Messina per gli accertamenti balistici necessari a verificare se sia stata utilizzata in recenti episodi di sangue avvenuti nell'area metropolitana. Cambiamo pagina, ci occupiamo del tempo in Sicilia, neve e freddo in tutta l'isola, disagi sulle strade montane, centri isolati su Nebrodi e Madonia, Palermo e Messina, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e muri ceduti sotto la grandine e il vento. Isolate le isole minori delle Eolie. Giusilla Zara. L'ondata di gelo e freddo ha portato nevicate e venti di burrasca su tutta la Sicilia. Nel centro dell'isola spicca Enna, che si è svegliata sotto una coltre di neve, uno scenario che non si vedeva da anni, creando difficoltà in alcune zone della città, dove le automobili sono finite in mezzo alla strada, rallentando la circolazione. Sulle Madonie imbiancati centri di Gangi, Petralia, Geraci, Siculo, Polizzi Generosa e Castellana Sicula. Nonostante l'azione degli spazzaneve, però, si sono registrati disagi lungo le vie di accesso a Esnello e Polizzi Generosa. Difficile anche raggiungere Piano Battaglia. Ieri sera i mezzi di soccorso hanno messo in salvo una famiglia che era rimasta bloccata con il camper. Emergenza neve anche sui Nebrodi, in azione gli spazzaneve di Messina sulle strade provinciali. Un intervento ha interessato la strada Caronia-Capizzi, arteria strategica per il collegamento tra i centri montani e la costa tirrenica. Non va meglio in città. A Palermo i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi caduti e intonaci pericolanti in tanti palazzi che non hanno
hanno retto al maltempo. Soccorsi anche automobilisti rimasti bloccati in strada. Vento e mareggiate hanno flagellato la costa orientale della Sicilia. La situazione più complicata è alle isole Eolie, dove le forti mareggiate hanno causato danni soprattutto a Lipari, nella zona di Acquacalda. Qui le onde sono arrivate in strada distruggendo i muretti e invadendo la sede stradale. Le forti mareggiate impediscono da 3 giorni anche i collegamenti con le isole minori Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli. Anche a Messina, sulla fascia tirrenica, il forte vento ha causato la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari. E la cartolina di questo fine settimana ce la regala l'Etna, che non finisce di incantare anche quando mostra il suo lato innevato. E oggi è stata la seconda domenica di saldi in Sicilia, mattinata di shopping per tutti i catanesi alla ricerca di occasioni, ma i commercianti si dividono tra chi vende poco e chi registra un aumento invece degli incassi. Emanuela Corsi. Game start! Domenica di shopping per tanti catanesi in giro per la città alla ricerca di occasioni. Certo, perché aspettiamo questo momento proprio per risparmiare. Siamo qua, ci facciamo un giretto e vediamo cosa si trova. I saldi invogliano ad andare in centro per una passeggiata e per fare piccoli acquisti. Sono di passaggio, però ho visto che ci sono i saldi e mi sono fermata. Cosa ha comprato? Una camicetta e un rossetto. Ma degli articoli per la casa, più che altro, perché insomma si approfitta di questo periodo per avere qualche cosa a buon prezzo. Io ho comprato infatti un maglioncino con 7 euro, ho fatto questa spesa. Una spesa folle. Una spesa molto folle. Il budget medio è di 300 euro, in linea con le previsioni per il periodo. Ho preso un tagliere. E budget quest'anno di quanto? Sulle 300 euro. Divisi i commercianti tra chi vede un incremento nelle vendite e chi lamenta una partenza al rallentatore. Bene, abbastanza bene. Certo, il flusso non è tantissimo perché giustamente al tempo, però per il resto va bene, sì. Deludente, molto deludente, perché parliamo di saldi, ma realmente ormai i saldi sono tutta la stagione. Mette in grossissime difficoltà noi negozianti. Secondo gli esperti il boom dei saldi deve ancora arrivare. La Sicilia offrirà uno dei periodi di sconti più esteso a livello nazionale, dal 3 gennaio al 15 marzo, una finestra temporale che permetterà di pianificare gli acquisti con calma. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per parlarvi dell'inizio del Giubileo Agatino. A tra poco. E siamo tornati in studio, prima processione con il Sacro Velo e nelle chiese accensione della lampada. A Catania è iniziato il Giubileo Agatino in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli nella città etnea. Adelaide Barbagallo. Festa del battesimo del Signore. A Catania inizia il Giubileo Agatino. Dalla Basilica Cattedrale il Sacro Velo di Sant'Agata, la reliquia più iconica della martire patrona della città, è iniziata la peregrinazio. Prima tappa il luogo in cui le reliquie da Costantinopoli 900 anni fa giunsero a Catania. Al rotolo un momento di preghiera e riflessione con la raccomandazione dell'arcivescovo Luigi Renna ai più giovani di tenere durante la processione uno stile sobrio e rispettoso. Quindi l'arrivo e la messa nella parrocchia Maristella, dove, così come in tutte le chiese cittadine, è stata accesa la lampada, segno luminoso che resterà sino alla festa di agosto. La santità di Agata parla in ogni tempo, ha sottolineato Monsignor Renna, il cui pensiero va alle famiglie e alla loro importanza nell'educare i figli e alla responsabilità degli adulti. Quello che accade ai nostri piccoli, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, nel bene e ahimè anche nel male, sono frutto di una educazione che non viene dai genitori tante volte, ma da un ambiente circostante che è favorito da noi adulti, idee di violenza che passano, ma idee anche di fede, di devozione, di coerenza di vita cristiana che possono passare attraverso i genitori, attraverso noi adulti alle nuove generazioni. Sant'Agata apre questa strada, io spero, in quest'anno agatino. Nei prossimi giorni la peregrinazio delle reliquie proseguirà nelle scuole, nelle parrocchie della città e nelle carceri.
E le fotografie di Renato Zacchia per raccontare la devozione di una città. Si intitola infatti Agata e i suoi volti ed è la mostra inaugurata nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi, visitabile fino all'8 febbraio. Orazio Longo. 40 immagini in bianco e nero ad alto contrasto per raccontare una devozione. Agata e i suoi volti è la mostra fotografica di Renato Zacchia, a cura di Antonella Furian, inaugurata nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi a Catania. Un ritorno nella terra d'origine per l'autore, che ha deciso di puntare l'obiettivo della sua macchina fotografica sui volti dei fedeli, offrendo uno sguardo intimo e universale nello stesso tempo, raccontando emozione e drammaticità. I volti esprimono in modo più evidente cosa è per Catania e cosa è per la popolazione catanese questa fede così forte che diventa rito e questi volti che sono un po' la stratificazione di noi siciliani che abbiamo vissuto tutte queste dominazioni. I nostri volti rappresentano una storia. Dopo aver studiato arte e scenografia a Catania, Zacchia si stabilisce a New York. Dalla moda al cinema è ritrattista di figure come Nureyev, Rostropovich, Avedon, Bulgari, lavorando anche come fotografo di scena con Michelangelo Antonioni. Il cercare attraverso questi volti delle espressioni, dei significati mi hanno aiutato ancora di più a questo rientro nella mia terra, nella mia gente, nei miei colori, nel mio mondo. Agata e i suoi volti, organizzata dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, con il patrocinio della delegazione FAI Catania e del Comitato per la Festa di Sant'Agata, sarà visitabile fino all'8 febbraio con ingresso libero. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio. Siamo al calcio, si è chiusa sull'1-1 la gara tra Mantova e Palermo con i padroni di casa che hanno rimontato a tempo scaduto con il gol di Marras, la rete del Palermo siglata da Ceccaroni nei primissimi minuti di gioco. Una sfida combattuta tra due formazioni che non si sono assolutamente risparmiate, anche se le occasioni da gol sono scarseggiate, sicuramente mancate per la formazione rosanero che con questo risultato rimane al quarto posto a quota 37 scendendo a 7 lunghezze di distacco dalla vetta. E adesso invece andiamo alla Serie C e dunque iniziamo subito con il Catania che batte 2-0 la Cavese al Massimino e inaugura così con i 3 punti il nuovo anno. Gara difficile, decisa nel finale con calci piazzati. Di Gennaro sblocca di testa su punizione di Bruzzaniti, poi Caturano chiude con una spettacolare rovesciata ancora sull'assist dello stesso Bruzzaniti. I rossazzurri dunque restano vincenti in casa, a reti inviolate appunto in questo campionato di Serie C. Soddisfazione comunque per mister Toscano, per una squadra che ha inseguito l'obiettivo a tutti i costi, così come appunto dichiara al microfono di Marco Carli. Sentiamo. Una partita difficile, lo sapevamo, una squadra che era in un buon momento, che vuole ottenere il suo obiettivo finale a tutti i costi, con delle caratteristiche ben precise di lotta, di organizzazione, quindi non è una partita facile. La cosa che mi fa piacere è che avevamo parlato in settimana martedì che eravamo una delle poche squadre al vertice che non aveva vinto mai una partita nei minuti finali, quindi averlo fatto oggi vuol dire che la squadra l'ha metabolizzato questo concetto. Sono contento per chi è entrato, soprattutto per Caturano che è tornato a fare gol, se ci avesse dato il rigore alla fine Sasala aveva già ceduto a Rolfini, testimonianza del grande gruppo.
Questo era mister Toscano, anche il Siracusa ha giocato, è stato sconfitto a Monopoli, al veneziano decide una punizione di battocchio al 66esimo, azzurri in campo con molte assenze, protagonisti con Farroni, autore di numerose parate, ma non basta. Dopo 4 risultati utili il Siracusa torna a ridosso così della zona play-out. E per quanto riguarda il calcio, nelle prossime edizioni del nostro telegiornale questa sera, tutti i servizi delle partite appunto che hanno visto impegnate le squadre siciliane, il Palermo, il Catania e il Siracusa. Adesso invece cambiamo argomento perché è durata soltanto 5 minuti e 49 l'ultima partita farsa della Trapani Shark, questa volta contro Trento. Alla fine gli arbitri fischiano la conclusione sul 26-11 per Trento. Domani FIP e Lega si incontrano con ogni probabilità per decidere l'esclusione dal campionato dei Granata. Laura Spanò. A Trapani, con il match farsa tra la Shark e Trento, si è consumata una delle pagine più tristi del campionato di basket italiano di Serie A. I padroni di casa si sono presentati con 7 giocatori, 3 professionisti, Rossato, Pugliatti e Stanogo, e 4 ragazzi delle giovanili, 2 già impiegati, Patti e Martinelli, e altri 2 esordienti, Giacalone e Alberti. Tra i giocatori ancora sotto contratto non c'erano Cappelletti squalificato, Notai infortunato, Arcidiagono e Petruccelli, partito per Istanbul dove raggiungerà Pozzecco al Galatasaray. Alla presentazione i 1500 presenti sono scesi a bordo campo applaudendo i coraggiosi. Solo il tempo di vedere 2 triple di Martinelli e Patti, poi a 5 minuti e 49 secondi con l'uscita del secondo per fallo e la presenza solo di Giacalone sul perché, gli arbitri fischiano la conclusione sul 26-11 per Trento. Il coach ospite i cancellieri ha abbracciato commosso i ragazzini Granata e salutato con tristezza il pubblico presente che piange sulle tribune del Palo Shark. Non è presente invece il patrono Valerio Antonini, pesantemente insultato dai tifosi. Ora arriverà dal giudice sportivo lo 020 a tavolino e la multa di 250.000 euro per i 5 giocatori in meno rispetto ai 12 contratti professionistici obbligatori. Sabato Trapani giocherà ancora in casa con Trieste, ma per domani, lunedì, è atteso a Roma un incontro tra FIP e Lega, si presume per l'esclusione dal campionato della Shark per mancanza di uguaglianza competitiva. Il telegiornale è finito, grazie a tutti per averci seguito, una buona domenica sera a tutti voi.